91 ampere ora di guadagno con inverter acceso e computer acceso. Però quando è freddo il generatore fa molta fatica a partire, parte dopo la quarta o anche ottava volta. Una volta che è tra virgolette caldo, nel senso che basta tenerlo acceso anche solo un minuto, parte immediatamente al primo colpo. A questo punto, da ignorante, anch'io penserei no, ma non è termocoppia, è termovalvola, diceva Thomas, perché a me, no, usando il gas, sai che quando la termocoppia del gas dei fornelli è bella calda, poi impiega meno tempo a rimanere, diciamo, accesa, ok? Cioè, scusami, sono appena alzato dal letto, porta pazienza, ok? Hai capito cosa volevo dire? Mentre quando è fredda devi stare più tempo con la mano sulla manopola del gas. Ho detto magari è così anche sul generatore, però in teoria no, un conto se a termocoppia e un conto se a termovalvola. No, non è bruciato. Prima che muori voglio farti un video e ricordarmi, questo Fioia era il mio migliore amico di infanzia, lo è ancora, però ho detto no, lo è ancora, ma se poi muore non lo è più, sai, capito? Io faccio sempre questi video lapidi, queste foto lapidi, sì, perché sono importanti, ma sì, perché abbiamo una certa età, abbiamo una certa età. Ma non ho mica 80 anni. Cosa c'entra? Ok. C'è gente che muore, sì, c'è gente che muore, quello in via Baffile, Poretto, ti ricordi? Sì, è scivolato, ha battuto la testa nel marciapiede, era a piedi fermo. Sì, sì. E quindi può essere che io vuoi mettere a avere un video? Cioè, quanto più bello è se muori a avere sto video qua? Sì, sì, per l'amore di Dio. Oddio. Le squalo che gira intorno. Il pitbull piveccio d'Italia. Porca miseria. Cara. Rodaggio. Dai, ciao. Non che credo. Anche a cavara. Ecco scheletro qua. Anche a cavara. No, fortissima. Fai assuste, no? Vieni. Dai, vieni qua. Vieni. No, su che cavallo. Che fora. Non so che film è, neanche non mi interessa, però a Jesolo stanno girando un film, vedi, questi sono tutti i camion adibiti agli accessori cinematografici, mentre Mimona su qua col telefonino. Guarda che belle le piantine di Alessia. Ah, il pollice verde di Alessia. Te capisci perché non mangio d'aia? Ecco, ti voglio condividere una situazione reale di emergenza caldo, però da una posizione molto favorevole. Attenzione, non sto lodando, non sto creando parametri o cose del genere, sto solo descrivendo delle situazioni per chi volesse, diciamo, imitarle. Siamo a giugno, metà giugno, il caldo boia, si sa l'estate, ok, si sa quanto scalda il camper, temperatura interna eravamo tipo sui 40 gradi. E come sopravvivere? La parte rivolta verso al sole va chiusa con gli oscuranti, magari anche delle tende pesanti tipo me, e poi ovviamente tassativamente, come dico sempre, gli oscuranti esterni. Mi pare di parlare come qui dei telegiornali, perché me lo desmontiamo a finestra. Qual è la situazione favoreggiata? È il fatto di avere un climatizzatore sotto inverter. Io non sono in un'area camper, non sono in un campeggio, ora sono a fine in bordo a una strada, mi sono fermato qui, devo fare dei lavori e la temperatura effettivamente è piacevole. Poi teniamo conto che anche con questi climatizzatori da camper puoi orientarti l'aria verso l'alto, verso il basso, più da sta parte, più da quella parte, hai capito? La situazione diventa anche molto più vivibile. Qual è l'unica cosa negativa, l'unica cosa brutta? Credo che la stai notando anche tu, è tutto chiuso. Non è proprio bello, hai capito? Insomma, quando poi il sole calerà, aprirò almeno un pezzettino di quella finestra per guardare fuori, hai capito? Perché sennò è veramente, lo dico, io non soffro di claustrofobia, però è brutto, è triste, hai capito? Se ci vuole luce naturale e vista. Ma quanto bella è! Ti anticipo che se te la prendi non ha la guarnizione inclusa. Probabilmente la Pedrini ha adottato un po' la strategia Apple, cioè da non mettere i cavi. Per te dici magari è una stronzata, dicevo il cavo me lo compro a parte o la guarnizione me la compro a parte, ma per loro produrre e vendere migliaia e migliaia e migliaia di guarnizioni ha un costo, hai capito? Era Plinio,
E tu lui la dormire sempre tutto strambo, la fa sempre tutte le robe strambe sue, vero Plinio? Sei un gatto un fia strambo. Dai, guarda qua che ti faccio vedere un fia di fauna, vedi i pesci, ecco qua zooma il pesce, e qua perché sei i granchietti, qui non strani, adesso no per essere razzisti qui i granchi, però qui normali, no? Qui blu, vedi tu? Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo fioi. Bellissimo, sempre bellissimo. Sì, dove sei? Qua cavallino. Eh sì, abbiamo fortuna che fuori da casa di Alessia c'è subito la ciclabile. Quella famosa, sai, quella di legno che costeggia. Adesso non l'ho fatta tutta, non so se arriva fino in centro. No, devo anche censurare quel pampino là. No, quanta fatica nel censuramento, che due maroni. Senti, nonni che porcheria, perché è passato con la cannone in barca e gli ha spaccato la canna. Però, ma neanche un porco però. Sì, Ah, 1000 metri. ha detto un porco. Sì, Ah. va via 1000 metri e sì. Guarda st'altra. No, era qua buca aperta. Che attacca a dormire. A fare robe strambe anche io. Cane, fai robe strambe. Sto rimettendo in sesto la vecchia Linky per Giacomo. Vero CP? Su io far bene. Su io far puito. Uccio. Fascici. Uccio. Stormeo. Tirate di nuovo entrambe. Sì, no, CP, amoretesi così, anche se te la te spusi e continuo. Buongiorno Italia, buongiorno Fioi. Non so se riuscite a sentirmi, proverò a fare un po' la voce. Oggi ti porto a fare... Il mio meccanico, sì, c'è un passaggio a livello, disapprova moltissimo questo elemento, però con sta moto è una goduria andare via dai 3000 ai 4000 giri, cioè proprio di una precisione assurda, soprattutto anche quando gestisci le curve, cioè è bello farle tra virgolette piano per capirle perfettamente, per capire sta moto, che è una cosa secondo me veramente fantastica. Una nota per tutti, siccome io adoro il Waze in moto per la chiarezza, per le segnalazioni di polizia, Velox eccetera, userò questo. Ovviamente ti fa fare strade assurde, ma in moto chi se ne frega. Per utilizzarlo, come funziona? Io mi sono segnato i punti su Google Maps, ho copiato le coordinate GPS, le ho incollate qui e gli ho tolto le parentesi, perché attenzione, Google Maps ti copia le coordinate con le parentesi, quindi devi togliere le parentesi, incollarle qui e poi funziona. Vedi, relax, rallenti, ti guardi su queste belle custine, vedi abbandonato, c'era una stradina con delle curvette veramente niente male, ben asfaltata, però eravamo in un centro abitato. Il tipo che mi ha sorpassato in moto magari credeva anche di fare il figo, però si è ritrovato, giuro, non è un modo di dire, giuro, nel giro di 1 chilometro a tirare 2 inchiodate perché le macchine uscendo dalle abitazioni gli hanno tagliato la strada. E purtroppo così, ragazzi, devo tornare indietro perché c'è la polizia, ma che fermano, rompono le balle per i DD killer. E appena possibile io me li faccio fare, perché la moto l'ho presa così, cioè mi sono di coglioni in sta storia, e faccio mettere a libretto gli scarichi visto che sono omologati. No, Maimona, prendo l'autostrada. Speriamo bene, che non ho proprio voglia di rotture di palle. E resterò a piedi con la benzina, no, forse no, lì c'è un paesino. Ho trovato, ho rischiato veramente di rimanere a piedi con la benzina. Continua anche a rubinetto. Che relax adesso ho zerato 30 km, così mi regolo con quello. Perché... Ecco qua, in modalità passeggiata io vado quasi a velocità bicicletta, per carità, il che significa 91 all'ora, mi dice Thomas quando scendiamo con le bici. E almeno con questi guanti vado bene a segnarmi, a cambiare tra Waze e Google Maps. Abbiamo girato in bicicletta da queste parti qua. C'è uno dei posti da visitare, credo di aver capito forse qual è. Io mi medesimo col camper e direi mambo. No, vedi. Ok, anche qui. Ma io sono stato, ho capito, dai, sono stato in bici, e dove c'è quella pizzeria. Allora uno è lì, no, qui è sterrato, non voglio andarci in moto. Facciamo qua, faccio
con la fissatina e mi segno, dai, quel posto lì, dai, va bene, lo segniamo. Guarda, perfetto, dai, perfetto. Ma anche qui direi, cioè è storto, no, non lo puntino, non ha senso, è storto, è proprio in mezzo alla strada. No, quasi quasi bello anche questo, sì. Un altro. Ovviamente fattibili, c'è l'area camper che è, eccola lì, non ho sbagliato, era lì, quella è l'area camper dove puoi fare carico e scarico. L'area camper è a pagamento, ma tu puoi fare carico e scarico gratuitamente. C'è le colonnine della corrente, non vedo la sbarra, essere come entra uno a fare carico e scarico, ma soprattutto dove è carico e scarico, io non lo vedo. Ma sì, ma ci deve essere, solo colonnine della corrente, non c'è la cosa, la sbarra non c'è. Non avevo fatto l'incidente in bici, perché mi stavo guardando in giro, credo che sia già in Trentino, perché c'è il divieto camper senza motivo, perché qua ci si stava bene, quindi non lo puntino questo posto, peccato. Chiuso dalle 22 alle 07, perché purtroppo in Trentino è così. Ti ricordi quando siamo andati a Canazzei l'altro giorno, che se no vedi posti tattici te ne trovo anch'io. Questo non è che è panoramico, però è attaccato un po' al centro e ai sentieri, hai capito? No, è stortissimo. Io qua col culo del camper non ci si sta, fammi vedere. No, qua andrebbe bene, dai. Ok, qui perfetto, magari c'è anche l'acqua. Aspetta che vediamo, vedi che bello che è prepuntinare in moto, che tu ti vedi certi posti e dici ah va che bello, poi ci vedi persone o trovi la sbarra o il cartello eccetera. Qua non c'è niente e quello lì sarebbe il posto perfetto, ci esci col culo, parecchio storto Anzi, guarda, l'avevo prepuntinato, adesso lo correggo, metto la puntina proprio su quel posto preciso. Salva lista camper, un giorno ve la condividerò effettivamente sul sito, perché per ora ho condiviso solo l'acqua, che la trovate sul sito lepuntinalmondo.it. ci sono più di 400 rubinetti dell'acqua. Ti anticipo, la prima parte di salita dalla Val di Zoldo ha dei tornanti abbastanza impegnativi, però li si fa insomma in camper, non c'è un problema, li fanno anche coi camion, quindi voglio dire, sì, te li fanno in contromano che ti trovi il camion nella tua corsia, però li fanno. Fammi vedere, c'è anche questo, non avrebbe neanche cartelli, ma non si sta nelle linee. Qua sì però, via, puntina e puntina. Sul mio Google Maps, dopo di qua se l'ho puntinato, guardate qua, che bello, c'è il
dai che ci vengo, invece no, perché so che se poi ci vengo mi incazzo, perché la strada è molto impegnativa e dopo una volta qui io veramente mi annoierei tantissimo. Anche questo poco prima del passo, tanto come panorama, il camper anche si passi, stupido. Questi sono i fenomeni, quelli che devono farsi vedere, hai capito? E vai in pista, porco zio, godici la montagna, porca troia. Non è quel campo, quando ti stemme col pulmino, prima, seconda, frena che c'è la macchina che tocca, guai, destra e sinistra, porco cane, inizio con memoria a morte, se non ma sappiamo, e non vedo dopo qua in punta, ciao. Su entrambi i versanti ci sono queste soste dove ci stai col camper, vedi qua, oddio, qua c'è un po' di fortuna perché c'è gli alberi dietro, solo che ripeto, non so quanto vale la pena, cioè cosa fai qua? Sei in mezzo alla strada e alla salita e alla discesa, per quello non ho voluto ultinarti queste cose, non lo so, forse ripeto egoisticamente perché avendo un e-bike reputo shock andarsi là, ma se non avessi avuto l'e-bike allora no, probabilmente se ne è andato anch'io subito sul camper, era anche qua in alto, tanti, vedi io sto seguendo quel pulmino che è 2 volte pulmino, nel senso che è un Mercedes Sprinter gemellato e è largo come il mio camper, cioè quello è un vero e proprio pulmino come il mio proprio, insomma si è fermato anche qualche volta, adesso è calma, come c'era la bozza ragazzi, carino qua, sì, questo quando eravamo di ritorno dalla Germania, solo che c'era una pioggia estrema e non si andava avanti, quando c'era la gente le macchine si fermavano, però ne avevo talmente le palle piene di guidare che alla fine è stato attenzione, nel passo falsarico c'è il limite di altezza di 3,20 m, ok, ricordatelo, solo una cosa che magari non tutti sanno, ne ho visti tantissimi oggi, se non sei capace di stare dentro la tua corsia non sei capace di andare in moto. Ripeto, tutto bello, ma va fregherate ai tornanti e io poi in camper non ci verrei. Qui sei attaccato ad Alleghe, certo il posto non è per nulla uno spettacolo, però sei attaccato, ok? E al centro di Alleghe, quindi alle funivie, al lago e tutto quanto, quindi io questo lo puntino, che è gratuito, perché dopo là ti pettenano, si dice,
da noi, che significa ti pettinano, che significa ti inculano in una maniera un po' più elegante. Dai, guarda sto via, a me par bene. Pastin e formaggio. Pastin è una salsiccia tipica un po' speziata. Posto da sogno, figlio, guarda tu via, è un fiocchetto fantastico. Beh, intanto che ero per strada, non è questo, però questo è molto buono, è attaccatissimo al centro, questo me lo segno. Però direi che per una sosta notturna io me lo segno. Se continua anche questo parcheggio, a te può sembrare molto brutto ed è vero, però ho visto tanta gente che faceva il bagno nel torrente, quindi è uno di quei punti, sai, molto molto belli. Ok, quello che ti dicevo dove c'era la gente che faceva il bagno si chiama Passerella del Peron, esatto, guarda che figata. C'è questo punto dove la gente va a fare il bagno che è veramente molto molto bello, l'ho visto dal vivo. Quindi questo, guarda, me lo segno, salva da fare a piedi, anzi piscina naturale. E qui il parcheggio che a quanto pare pochi l'hanno visto perché sono tutti parcheggiati in strada. Tac, via. Svolta a destra.